cofondatori di Veneto Stato, per cui non vado, so già come può pensarla, ma come la vede. C'è stata anche poi a Vicenza il discorso della riunione della Lega, che è uscita in modo molto categorico, provocatorio, al di là dei commenti politici, però un commento politico. Beh, no, sicuramente la parola giusta è provocatorio, qui sono specializzati nelle sparate, perché se veramente hanno perso la credibilità per fare certi tipi di annunci, semplicemente il fatto che sono seduti a Roma, quando invece per mettere veramente le azioni dove stanno le parole ci vuole azione politica sul territorio. Anche tornando in tema, prima si parlava di pensioni, che sì, va bene abbassare la spesa anche sulle pensioni, così, però c'è anche da tener conto che bisogna fare un discorso territoriale, quindi nel caso del Veneto noi siamo in pari dal punto di vista delle pensioni, cioè i nostri pensionati non dovrebbero assolutamente soffrirne da qualche tipo di manovra, andare a lavorare fino a 70 anni, eccetera, eccetera. E questo perché? Perché le risorse di contributi sociali che vengono prodotte nel territorio veneto sono equivalenti a quanto è la spesa per le pensioni degli anziani veneti, quindi pressappoco la cifra è sui 22-23 miliardi, i lavoratori veneti contribuiscono a un ammontare di 22-23 miliardi e pressappoco è lo stesso quanto ricevono di pensioni agli anziani veneti, quindi dal punto di vista veneto noi siamo in pari e possiamo benissimo prendere cura dei nostri anziani. Quando si parla invece di fare sacrifici, che allora uno non può andare in pensione, deve aspettare fino a 70 anni, gli abbassi la pensione in maniera indiretta e velata, questo è per portare le risorse dei contributi dei lavoratori veneti per riempire i buchi fatti da altre regioni. Quindi da quel punto di vista lì noi come veneti non dovremmo neanche pagare questi sacrifici, soprattutto i nostri anziani, e da quel punto di vista lì serve un'azione politica fatta in Veneto, serve far squadra in Veneto, appunto bisogna guardare da una prospettiva diversa, non una prospettiva politica che passa per Roma, ma fare azione politica nel territorio. Una risposta lunga per dire questo è perché Veneto Stato è diverso dalle sparate. Posso prendere la palla al balzo passando davanti alla conduttrice e vorrei ricordare che i lavoratori veneti versano una parte del proprio TFR nei fondi pensione integrativi. Questi fondi pensione integrativi dovranno dare circa il 40% della pensione a fine carriera. Quindi ci sono una serie di considerevoli risorse che vengono investite nei fondi pensione. Pensiamo per esempio a un fondo, possono anche fare dei nomi, Fondo Solidarietà Veneto, e poi ci sono dei profili di investimento che prevedono per esempio di investire in titoli di Stato italiani. Quindi i fondi pensione dei cittadini locali servono a tenere in piedi lo Stato, però se anziché fare questo venisse aperta una linea di investimento di questi fondi di pensione che invece sul territorio, per esempio dico, non so, per costruire la pedemontana veneta, okay, i cittadini avrebbero la possibilità di dirottare le proprie risorse per fare infrastrutture locali, che poi sarebbero ripagate con i pedaggi, quindi il fondo pensione avrebbe la possibilità di rivalutarsi considerevolmente perché sarebbe un ottimo investimento, si potrebbero far lavorare le persone poi locali, okay, e per costruire un'infrastruttura che tra l'altro serve a noi, mettendo in moto tutto un meccanismo virtuoso particolarmente interessante. Bisogna che qualcuno pensi a fare questo, non lasciare i soldi morire nei fondi pensione per finanziare un debito pubblico sostanzialmente improduttivo e che non produce né lavoro né ricchezza.